Salve a tutti, sono Carmelo Ponticello, di mestiere faccio il rigattiere e campo la famiglia. Questa è mia moglie. Piacere, sono Silvana. Ciao a tutti. Vendo un po' di tutto, sandene, sande, tutte cose, cartoline. Uno di tutto in poco poco. Come hobby pure mi piace cantare. Mi voto e mi rivoto, sospiravano. Passo le notti intere senza sonno. E le bellezze da voi ma io contemplavano. Mi basta della notte fino a giorno. Tutti non possono. Faccio dei lumi, candelabri, restauro. La riposava pace non ave più, sta afflitto come te, solo. È da tanti anni che lo faccio questo mestiere, 12 anni. Solo e moro. E moro. Ci pensi quando insieme una ballavamo, le mani pigliamo. Conosce altre persone che si sono inventate un mestiere per campare? Sì. Luigi Bellotto. Fai il rigattiere pure, come me, e campa pure la famiglia. E rossi uomacci ne vasamo, tutti non possono, ma riposava lì, pace non ave più, sta afflitto come te. Pazza piena, il rendore. Io mi presento, sono la zia Pina del Redentore, che ho quasi 50 anni di stare in commercio qua al Redentore. Prima salevano i crapare, con i crapi, chi pesceva, era tutto terreno, non era valutato. Noi siamo saliti con la carrettella a piedi, avendo la nocciolina, la semenza e qualche palloncino. E qua c'è anche la foto, quando sono cominciata io. Quello è mio papà, col molone in mano, quella è mia figlia Anna Pia che ha già 40 anni, l'altra sono io e mio marito. Siamo cominciati con una baracca di pezza e con un po' di nocciolina messa nelle gabbiette. Abbiamo combattuto la famiglia, insomma. Ho avuto tutti 7 figli salendo al Redentore. Grazie a Dio siamo campati. C'aveva un'altalena a 4 posti. Anche gli sposi si sedevano e si facevano le foto. E pagavano 100 lire e i miei figli ci regalavano facendoci le foto. Sono fiera di quest'opera io. Anche che io morirò qua sopra sono rimasta contenta. Tutti quelli che mi conoscono le voglio bene di vero cuore, come no, nipoti miei, meglio dei miei nipoti, perché a me mi trattano in più, di vero cuore. E un abbraccio, una stretta di cuore. Aveva venuto tosse, io l'aro. Mamma, che ci fa per campare, compa? Non
t'aiuta bebè a mamma, che ci fa per campa e compa, non t'aiuta bebè a mamma, che ci fa per campa e compa, e non t'aiuta bebè a mamma, che ci fa per campa e compa, e non t'aiuta bebè a mamma, che ci fa per campa e compa, e non t'aiuta bebè a mamma, che ci fa per campa e compa, e non t'aiuta bebè a. Sono Salvatore e spiego com'è il lavoro dello stigliolaro. C'è un lavoro che la maggior parte è conosciuto a Palermo, non a Caltanissetta, ma a Caltanissetta da un paio di anni, quasi 20 anni, c'è pure questa cosa di mangiarsi le stigliole fatte alla palermitana. La stigliola è un elemento intestinale dell'agnello, perciò non è un lavoro come tutti dicono che è semplice. Purtroppo chi ha famiglia deve capire che anche un pezzo di pane in più a casa non porta male, zucchero non guasta bevanda. Nella vita si dice come viene seconda, l'importante è mangiare e bere. Grazie a voi, arrivederci e tante belle cose. Era bella, che fa delle belle manelle. Allora, io mi chiamo Mirabella Francesco, sono un palermitano, sono nato a Palermo 67 anni fa e il mio mestiere è fare, diciamo, come si dice, il panellaio, vendere panini imbottiti con le panelle. È una farinata di ceci, fatta prima cotta e poi fritta. E questo mestiere, diciamo, mi ha dato da vivere. Mio papà è stato il fondatore delle panelle a Caltanissetta, che è venuto nel 1938, prima della guerra. Mi è piaciuto sempre lavorare, infatti sino attuale sono ancora al lavoro e sto a contatto con i clienti e loro mi danno a mangiare, certo, come io do a mangiare a loro col pane e panelle. Grazie. C'è Danilo Caldarzone pure, che vende gelati con il furgone. Venite brosta, bella brosta! Io mi chiamo Caldarzone Danilo, ho 22 anni e faccio il gelataio. Praticamente questo mestiere lo faccio almeno da 8 anni sicuramente, da quando ero bambino. D'inverno andavo a scuola, d'estate andavo appresso a mio padre, mio fratello, andavo girando per vedere già com'era il mio mestiere. Noi siamo come le formiche, ti spiego. Le formiche d'estate lavorano, si raccolgono le molliche, si raccolgono di tutto. Li mettono nelle loro tane per poi tirare avanti d'inverno.
Brosta, ecco come viene seconda. In piazza abbiamo il Lustascarpe. Io che faccio questo lavoro quando avevo 13 anni, siamo di eredità, 60 anni che faccio questo lavoro e camperò. Allora erano 4 fratelli e mio padre 5, ora siamo in 2. Tutti il Lustascarpe, eravamo 32 e non c'è nessuno che lo vuole fare. Se ci fosse qualcuno che lo facesse, non è che morisse di fame, a giornata la guadagnasse. Ma siccome non lo vuole fare nessuno, tutta sta gioventù d'oggi è tutta... io devo fare il Lustascarpe, ma mai. Perché? Niente, io non lo faccio e niente allora. Guadagnava qualche lira, la metteva in tasca, non andava di qua e di là, che mi è piaciuto sempre fare questo lavoro. Stare a contatto con tutte le persone alte, basse, medie, tutte mi portano in pianta di mano. Mai ho avuto una lite. D'arricchire non si arricchisce, si campa. Se Dio mi dà la salute, farò di più. Io questo lavoro lo faccio perché mi piace e lo faccio sempre da ragazzino. E per me è un passatempo e lo faccio sino che io muoio.